testamento della Vecchia di Sant'Antonio. Con cui gli amici di Sant'Antonio vogliono salutarci, lanciato dai giovani. Niente da dire sulla vostra esibizione, però io non sono convinto del modo in cui poi vi ponete. Lo trovo un po' presuntuoso e un po' fuori luogo rispetto poi alla vostra bravura. Tutto chiaro, luridissimi vermi! I tortanti sanno rompere soltanto il sonai. Aglio bassi, maglio grassi, noi due vestiti tanto stupiti. I tortanti sono lavoratori, i tortanti sono gran signori, i tortanti sono brillanti, i tortanti sono ignoranti. Pochi belli e tanti brutti, tutti quanti fanno i rutti. Chi fa sport e chi fa niente, chi è simpatico e chi è deficiente. Sono il gruppo che si dà da fare, ma solo quando è ora di bere e mangiare. Sono bravi, sono onesti, sono uguali e sono diversi. Devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia. Che monotonia. I tortanti sanno fare soltanto dei guai. I tortanti sanno rompere soltanto il sonai. More o bionde, dritte o tonde, mosse ulisse, cattive come bisse. Le tortate sono incafiabili, le tortate sono inaffidabili, le tortate sono tanto repliche, le tortate sono tanto sbeffeghe. Donne, questi sono i tortanti, tutti un passo più avanti. I tortanti sanno fare soltanto dei guai. I tortanti sanno rompere soltanto il sonai. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. I tortanti sanno fare soltanto dei guai. I tortanti sanno rompere soltanto il sonai. I tortanti sanno fare soltanto dei guai. I tortanti sanno rompere soltanto il sonai. Ed eccoli, ritornate sulla piazza a ricevere il giusto applauso che Trichiana vi vuole attribuire. Moltissimi messaggi che il gruppo dei Tortanti ha voluto lanciare all'interno del proprio testamento, dagli anni 60 alle mode, ai tempi attuali, ai giovani, ai loro comportamenti, veramente un sacco di temi e soprattutto finito con quella voglia di credere ancora nel futuro da parte dei giovani. Ancora un grande applauso al gruppo dei Tortanti. I tortanti sanno rompere soltanto il sonai. Aglio bassi, maglio grassi, E questa sarà la hit dell'estate, con questa musica scatenata che i Tortanti ci hanno proposto. Sarà veramente il tormentone sicuramente della festa di Venere, perché ritorneranno su con questa loro esibizione sicuramente divertente e molto particolare. Sono bravi, sono onesti, sono uguali e sono diversi. Devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia. Che monotonia. Tantissimi veramente, mentre la Vecchia sta esalando gli ultimi respiri. Ricordo che
le veci dovevano essere assolutamente confezionate con materiale ecologico, se mi passate il termine, non contenere plastiche o materiale comunque molto inquinante, ma soltanto della legna, biologico mi suggeriscono gli amici di Sant'Antonio. Complimenti veramente per tutte le frecciate che avete lanciato, per i vostri messaggi, e adesso l'arduo compito dei giudici nel stilare questa graduatoria, questo punteggio che è veramente estremamente difficile da concretizzare, perché, ripeto, la loro esibizione in meno di 30 minuti ha raccolto tutta una serie di messaggi e di provocazioni. L'ultimo saluto agli amici di Sant'Antonio di Tortal, col vostro applauso vengono accompagnati all'uscita dell'arena. I tortati sanno fare soltanto dei guai. Tutto originale, tutto nuovo, anche la colonna sonora che appunto li ha accompagnati. Ultime fiammate che si innalzano sicuramente.